ho pensato come assessorato appunto di creare questo tavolo permanente per far sì che tutti gli attori protagonisti, quindi partendo dalle associazioni di categoria, dalle associazioni anche cittadine, appunto alla parte politica, di sedersi tutti assieme per indossare, ieri è stato detto questa cosa qui dall'onorevole Giorgio Andreuzza, di indossare la maglietta del Venezia. Un tavolo permanente del commercio convocato dall'assessore Costalonga con lo scopo di trovare soluzioni concrete per la città, a partire da una richiesta di risorse per le attività. Abbiamo necessità di trasformare tutte le idee che arrivano dalla base in progetti da lanciare per le attività produttive. Il Comune di Venezia ha prodotto una mozione univoca insieme con tutte le forze politiche, dove si chiede appunto la legge speciale, i 150 milioni che chiediamo vengano ripristinati come prima dell'era Mose, quindi soldi che devono arrivare al Comune di Venezia e che questi soldi possono essere gestiti diversamente rispetto a prima. Oltre a questo, l'onorevole Pellicani ha messo in fila le ultime iniziative del governo a sostegno dell'economia: 120 miliardi di spesa, lo spostamento di IRAP e altre scadenze tributarie fino ad aprile 2021. Al tavolo sono intervenuti anche alcuni capigruppo consigliari.